Qui Europarlamento. Benvenuti su Radio Libertà, canale TV 252, Radio DAB. Ospite di Qui Europarlamento l'onorevole Silvia Sardone, europarlamentare Lega e vice segretario federale. Benvenuta. Grazie. Allora, partiamo subito con l'ultima notizia dall'Europa. 27 milioni per finanziare gli studi su immigrazione e accoglienza e sul progetto del Corano europeo. In che cosa consiste questa misura e nonché questa ennesima follia europea? Allora, diciamo che non è la prima volta che recupero follie di questo tipo. Infatti avevamo già recuperato 10 milioni di euro destinati al cosiddetto Corano europeo e 17 milioni per ricerche sull'Islam, Sharia e Islamofobia. Ecco, diciamo che questi sono gli ennesimi soldi che piovono dalle istituzioni europee per progetti che sono chiaramente ideologici. Questa volta però in tema immigrazione. Quindi guardando le banche dati dei finanziamenti dell'Unione Europea, spulciando un po', ho trovato 27 milioni di euro in gran parte dal Consiglio Europeo della Ricerca a studi sui migranti, accoglienza e ONG. C'è un progetto dell'Università di Hannover di più di 5 milioni su come chiedere ai potenziali migranti in quale luogo si sentirebbero a casa. Poi c'è uno studio belga di oltre 3 milioni su come riaprire un dialogo equo sulla migrazione, una ricerca dell'Università di Berna sull'influenza dei media sulla percezione dell'immigrazione da parte dei cittadini, un progetto dell'Università di Lione in Francia di 3 milioni su soluzioni abitative innovative per l'inserimento dei migranti. Insomma, poi ce n'è un altro sull'uguaglianza per i migranti in cerca di lavoro. Poi ci sono altri progetti invece legati alle ONG, uno dell'Università di Barcellona, 5 milioni di euro, intitolato Uno strumento predittivo per aiutare le ONG a gestire meglio le esigenze dei migranti. Poi ce ne sono anche gli italiani, non è che non sono solo stranieri, c'è l'Università di Modena, quella di Reggio Emilia, che hanno fatto una piattaforma per le narrazioni sulle migrazioni passate e presenti, che è costata ben 3 milioni di euro. E poi anche l'Università di Genova con uno studio da 2 milioni e mezzo per spiegare il nesso tra rotte dei migranti e solidarietà. Posso andare avanti, c'è Amsterdam, un altro progetto per garantire l'attuazione di politiche migratorie basate sui principi. Basate sui principi. Insomma, io dico che cioè abbiamo già sprecato troppi soldi nostri per pura ideologia. Cioè, negli ultimi 10 anni la propaganda filo-immigrazionista e pro-accoglienza è stata importante in Europa grazie alla sinistra ideologica. Quindi, come dire, non mi stupiscono i tanti finanziamenti mirati, devo dire però che siamo arrivati a un punto di non ritorno. Cioè, non credo che queste siano le necessità e le urgenze per i cittadini europei. Ecco, sempre, anche in Italia, come dicevi prima, sempre più spesso comunque si segnalano episodi che fanno pensare a una crescente islamizzazione culturale anche da noi, soprattutto in ambiti scolastici come la scuola e infanzia. Stiamo sottovalutando il problema secondo te o comunque che cosa bisogna fare per difendere i nostri valori, le nostre identità? Allora, vi do una notizia che abbiamo trovato ieri sera e che ho fatto uscire sui giornali insieme al capogruppo in commissione istruzione Sasso, e cioè a Civitavecchia in una scuola elementare, tra l'altro questa cosa ce l'hanno segnalata anche le mamme della scuola e il nostro consigliere comunale Antonio Giammusso. Ecco, hanno dovuto fare un lavoretto questi bambini e che lavoretto era? Era un angelo che legge il Corano. C'è stata prima la scuola chiusa per Ramadan a Pioltello, la merenda vietata all'intervallo a Soresina, quella per non aiutare gli studenti islamici a digiuno per il Ramadan.
Poi ci sono stati i corsi per insegnare a come mettere il velo ad abete grasso e poi tantissime gite da Treviso a San Giovanni a Savona, organizzate da asili, scuole e moschee, scuole dove nelle moschee, per ascoltare gente che ha parlato anche di guerra santa, oppure di quanto fosse importante mettere il velo come richiesto da Dio. Bambini 7-8 anni, siamo Sì. a un punto di non ritorno. Noi dobbiamo fermare l'islamizzazione dell'Europa che parte dalle nostre scuole. L'educazione dei nostri figli non può essere lasciata a imam o a insegnanti comunisti. Io capisco che la sinistra sarà anche felice, magari applaudirà come sempre anche questa scelta di questa scuola che decide di fare lavoretto con l'angioletto che legge il Corano. Io credo che sia una pericolosa deriva che consegna persino i più piccoli ad una propaganda islamista e non è accettabile. Non è il lavoretto in sé, è quello che significa quel lavoretto. Assolutamente, assolutamente. Mentre sempre rimanendo in Italia, il tema del decreto sicurezza sta tenendo banco nel dibattito pubblico, no? Quali sono gli obiettivi principali e in che modo il decreto sicurezza si differenzia dalle altre norme, delle altre misure che sono state adottate? Il decreto sicurezza è stato un decreto fortemente voluto dalla Lega. Abbiamo ricevuto un'opposizione incredibile, è durato più di un anno la discussione del decreto, da quando è stato depositato il primo disegno di legge a quando poi è stato approvato il decreto, e contiene cose importanti per i cittadini, no? Difendiamo il diritto di proprietà e facilitiamo gli sgombri facili, e cioè il fatto che se ti occupano una casa tua in 24 ore ti possono sbattere fuori. Ora è sulle prime case, la volontà della Lega è di estenderlo anche alle seconde e terze case. Per quanto riguarda i blocchi stradali che fanno gli sciroccati di ultima generazione per convincerci che manca mezz'ora alla fine del mondo, calpestando spesso, no, il diritto al lavoro di lavoratori che si devono recare al posto di lavoro o hanno bloccato anche ambulanze. Ecco, da questi personaggi non potranno più fare queste cose senza avere delle sanzioni. Ci sarà più tutela per le forze dell'ordine, quindi difendiamo chi ci difende, a partire dalla tutela legale che comunque gli verrà pagata. Io credo anche per quanto riguarda le donne incinte, le rom incinta che hanno accumulato condanne di decenni e senza mai scontare un giorno proprio perché è incinta, ecco, anche loro finalmente potranno finire in carcere. La sinistra è allergica alla sicurezza e alle forze di polizia. Per loro intervenire sulla sicurezza è un fastidio, per noi è la prima delle libertà. Arrivano anche a difendere le ladre che si fanno scudo dei bambini, cercano di difendere gli occupanti abusivi di prime case, fanno i piangina per i disobbedienti civili se rischiano conseguenze penali. Io credo che invece sia assolutamente una misura di buon senso, anzi dovevamo fare di più. Esatto. Bene, grazie a Silvia Sardone per il suo intervento e Grazie a voi, grazie. buon proseguimento sui canali di Radio Libertà. Grazie, ciao ciao. Qui Europarlamento. Il mondo di Tarkus, Gabriele Manzini e Sandro Roda in un viaggio attraverso la storia della musica progressive dalla nascita alle nuove contaminazioni. Ogni sabato dalle 21:30. La tua radio.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli €99 anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Alone in helpless silence in the night.
to ashes, earth to earth, and dust to dust. No one will see me, no one with guilt to share, no secret soul to trust. Oh no! Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Grazie Sveva, un grande saluto a tutti. Oggi parliamo di comunitarismo, ma soprattutto a partire dalle 12.25 con la professoressa Silvia Landi. Come illustrato dal promo, parliamo di scuola, di educazione, della modalità con cui tentare di educare, arrivati oramai a un quarto del secolo e approssimandoci a un terzo, nel senso di dare uno sguardo anche al futuro. Puntata quindi dedicata a queste tematiche. Non parleremo oggi di arte, ma vi prometto a tutti quelli che sono interessati alle mostre che faremo una puntata speciale presto, prima delle vacanze, per dare dei consigli su cosa andare a visitare di bello in Italia. Allora, vediamo se è in contatto con noi Roberto Priora, perché Roberto Priora, lo studioso che già tutti conoscete, che si occupa di tematiche metapolitiche, di approfondimento di filosofia morale, di cultura ed altro, è pronto a raccontarci qualcosa oggi, no? Pronto? Sentiamo? Pronto? Ciao Silvia, anche se non è ancora collegata. Sì, poi ci collegheremo con Silvia. Ecco, allora, quello che vorrei sapere da te, riprendendo un po' certi discorsi che avevamo già impostato, sappiamo che tu ti interessi di comunitarismo, che il comunitarismo è sempre al centro della tua attenzione come filosofia morale, culturale e politica, quindi al centro c'è il concetto della persona, del legame sociale per tutti i comunitaristi di questo mondo. Questa visione, secondo te, come si può relazionare in una società che oggi come oggi purtroppo duole dirlo, ma è fortemente individualista? A te la parola. Va bene, grazie a tutti di questa bellissima occasione di confronto su temi molto importanti. Allora, come tu dicevi giustamente, come tutti sapranno, i miei interventi su questa radio e non solo sono sempre stati all'insegna della militanza identitaria, etnoregionalista e federalista, che si è caratterizzata da un impegno metapolitico per nuove sintesi per un'Europa dei popoli e delle regioni. E sotto questo aspetto io ho abbracciato il pensiero del comunitarismo, di cui ho parlato anche in altre trasmissioni, anche specificando cosa si intende per comunitarismo. In questa puntata ci sarà una ben ponderata, ma sempre coerente, variazione che ha due caratteristiche. In primo luogo, il mio intervento di oggi sarà breve e ha una funzione introduttiva della tematica e dell'ospite d'onore di oggi, che è la professoressa Silvia Landi.
Per quanto riguarda la seconda caratteristica, lo scopo di oggi è esplorare la questione antropologica a monte dei temi che dibattiamo. Infatti tu giustamente, caro Andrea, insegni che la cultura è il fondamento di un lavoro metapolitico e questo va ribadito più che mai oggi, in un contesto dominato dall'algida legge del do ut des economicista. C'è la famosa colonizzazione dell'immaginario economicista di cui parlava Serge Latouche, la forma capitale di cui parlava anche Alain de Benoist, che insieme a vari fattori, perché la visione è anche complessa, fa evaporare il ruolo della cultura e del pensiero. E a questo riguardo rimando un bellissimo testo di Stigler, che è un filosofo anche da poco morto. Pensare, curare, riflessione sull'epoca della post-verità, è un testo di Meltemi del 2024. Post-verità è che quel fenomeno di oggi dove tutti parlano ma sulla base così dire mere reazioni emotive. E sotto questo aspetto il think tank, il talebano, il think tank comunitarista per eccellenza in Italia, ha cercato di esplorare tale dinamica sociologica e da questa iniziativa è nato un confronto con la professoressa Silvia Landi, che ha rilasciato una bellissima intervista sul sito del talebano che invito tutti a leggere. Marcello Veneziani, di cui mi sono occupato varie volte, sostiene in uno dei suoi ultimi testi che la nostra è una società senza eredi. E per questo motivo è più che mai importante un focus come quello di oggi sulla questione educativa, tema che affronteremo oggi con il prezioso contributo di Silvia Landi, che ringrazio innanzitutto per la disponibilità per questa riflessione. La nostra gradita ospite, grazie al suo notevole bagaglio intellettuale e di esperienza sul campo, ci permette non solo di fornirci tramite la sua esperienza professionale uno spaccato delle dinamiche che caratterizzano le problematiche della scuola di oggi, ma soprattutto, come ha notato vari osservatori, tra i quali l'illustre professor Davide Bigalli, si contraddistingue per un nobile impegno per una formazione integrale dell'essere umano, più unica che rara, questo lo sottolineo. In questo contesto, soprattutto in questo contesto problematico della modernità liquida, per usare un'espressione di Ziggy Bauman. Questo è fondamentale perché una società senza eredi ha più che mai bisogno di un antidoto sanamente educativo, sia umanamente, ma anche nella prospettiva specifica che porta avanti di un impegno metapolitico per un'Europa dei popoli. Io parlo sempre di comunità e società, ma se non c'è l'educazione non ci può essere una comunità. E questo lo sottolineo perché le alternative al liberal globalismo non possono e non devono essere ridotte a patologie di lunatic fringe che spesso popolano il mondo, cosiddetto mondo non mainstream. Quindi la prospettiva di Silvia Landi è strettamente professionale e indipendente a livello politico, ma affine ai temi che portiamo avanti e si contraddistingue soprattutto per il suo nobile impegno a una formazione integrale dell'essere umano, senza la quale non si va da nessuna parte. Direi questa è la premessa necessaria per poi dare la parola al nostro ospite d'onore. Sì, caro Roberto. Quindi noi adesso affronteremo questa tematica appena ci colleghiamo con Silvia Landi. Chiediamo di anticipare un attimino la regista, appunto, perché purtroppo abbiamo soltanto 2 linee e non poteva essere presente fin da subito la professoressa. Però ecco, è sicuro che attraverso quello che può essere anche la tua propedeusi, appunto, la professoressa sarà in grado di raccontarci
qual è il presente e qual è il futuro della scuola, non solo perché la frequenta come educatrice e docente, ma proprio perché attraverso di te o attraverso il tuo contributo può capire e approfondire alcune tematiche di base senza le quali noi non possiamo costruire una scuola nuova, non pensiamo di costruirla dal nulla, né tantomeno basarci su quelle che sono le attuali leggi del mainstream, che io conosco benissimo. Attualmente sono in pensione dal liceo, dalla mia docenza liceale, ma vi assicuro tutti che man mano che passano gli anni di questo terzo millennio, purtroppo prevale nell'ambiente scolastico, specialmente italiano, ma non solo, quello che è proprio una visione del mondo che esprime una incapacità di affrontare tematiche reali se non attraverso questa ispirazione utopistica, assolutamente utopistica, all'uguaglianza e al melting pot. Qualcosa che diventa ossessivo nei nostri docenti, che io ho frequentato e con i quali spesso mi sono misurato sempre pur pacatamente, ma francamente contraddicendole e vedendole fino in fondo e valutandole fino in fondo l'incapacità di riuscire dal mio punto di vista ad applicare poi nella realtà quella loro visione assolutamente utopistica, fallace, fittizia, farlocca che hanno nella loro mente, con tutto il rispetto, e questo senza ovviamente valutare la loro professionalità, che rimane alta, perché tutto sommato lo staff professionale italiano degli insegnanti è abbastanza buono anche rispetto ad altri contesti europei. Allora vediamo adesso se riusciamo, quindi Roberto, se non hai null'altro da dire, vediamo un po' se riusciamo a metterci in contatto. Chiediamo scusa perché la tempistica non è facile valutarla, ecco, sicuramente dall'inizio, ma siccome, ripeto, abbiamo 2 linee, altro non possiamo fare. Vediamo un po' se la regista... Va bene, allora saluto tutti, sì. un saluto anche a Silvia Landi. Sì, e che adesso ci verrà appunto a parlare, diciamo, riuscendo a... Andrea, scusami. Così... Sì, Io adesso pronto? mi metto in contatto con la professoressa Landi, intanto però ho qualcosa da dire io, perché prima ha citato il nostro caro Roberto, ha citato Marcello Veneziani. È uscita una bomba mediatica, signori. Marcello Veneziani, uno dei più grandi intellettuali italiani, Marcello Veneziani, collaboratore attualmente di Panorama, ha fatto uscire C'era una volta il Sud. Io raccomando assolutamente questa produzione libraria della Rizzoli, oramai in tutte le librerie, perché è una produzione anche fotografica di quello che era un mondo incantato che non esiste più. Quante volte abbiamo detto ritorniamo a scoprire il vero nord, ritorniamo a scoprire il vero sud. Marcello Veneziani, partendo proprio da visioni che affini a quelle di Roberto Priora. Andrea, scusami se ti interrompo, sì? La professoressa Landi è in linea. Benissimo. Quindi finisco il concetto: un viaggio sentimentale fra le immagini del passato impregnati di vita. Questo è il libro di Marcello Veneziani, che comunque sul quale torneremo presto. Allora, professoressa Landi, ci siamo? Pronto? Sì, buongiorno a tutti, grazie per avermi invitata. Mancherebbe, sappiamo della sua autorevolezza e della sua esperienza, e qui ci interessa, partendo da quelli che sono stati i preamboli assolutamente esemplari di Roberto Priora, ci interessa proprio di capire meglio come valutare le tematiche scolastiche di oggi. Quindi le faccio subito questa domanda. Sì. Cerchi di guidare i nostri ascoltatori, ecco, su questa analisi delle problematiche dell'educazione. Non è la prima volta, adesso le lascio subito la parola, non è la prima volta che ne parliamo, perché poi tra l'altro in radio abbiamo anche un'altra insegnante che è la Francesca Corobella, ma comunque è ovvio che più persone che ci possano attraverso queste onde dare dei consigli sulla base dell'esperienza, approfondimento della riflessione eccetera, tanto meglio è. A lei la parola.
Professoressa. Grazie innanzitutto, ribadisco e vi ringrazio per avermi invitato alla vostra trasmissione per una riflessione su questi temi che sono molto importanti per la nostra società, e di questo ne sono fermamente convinta. Appunto per questo io concordo con tutto quello detto dallo studioso Roberto Priora, e prima di rispondere alla domanda che lei mi ha posto vorrei presentarmi. Io sono una docente di lingua e letteratura inglese e francese e sono laureata in lingue e letterature straniere per il plurilinguismo europeo, prima all'Università di Pisciano e poi alla Federico II di Napoli, e sono abilitata per l'insegnamento delle due discipline, appunto delle due lingue. Sono anche esaminatrice per le certificazioni linguistiche di lingua inglese con la British Institute, e ho partecipato a vari corsi di aggiornamento, e recentemente ho iniziato una mia collaborazione con una rivista scientifica per la quale avrò delle pubblicazioni in merito a dei saggi che appunto trattano di insegnamento, di glottodidattica, comunque nell'ambito dell'educazione. E poi ho lavorato in vari istituti, sia paritari che statali, come istituti professionali, tecnici, licei e CPA. E voglio sottolineare che il mio impegno educativo ha anche un altro aspetto importante, perché io sono, prima di essere docente, sono una mamma che ha comunque cresciuto 2 figlie, posso dirlo, da sola, e questo ha conferito alla mia scelta professionale un significato più profondo. E vedo che le problematiche che noi docenti dobbiamo affrontare oggi sono molteplici e connesse anche al ruolo che abbiamo anche come genitore. Prima di tutto ho notato nella mia esperienza che c'è una frammentazione proprio del tessuto relazionale tra studenti, scuola e famiglia, perché viviamo in un contesto dove tutto scorre velocemente e la comunicazione è immediata. Questa frammentazione si può trovare anche tra colleghi, lo dico, però ci tengo a sottolineare che per quanto riguarda la mia esperienza di insegnamento, nelle scuole dove ho svolto servizio questa frammentazione non l'ho ancora percepita, e anzi, al contrario, i miei colleghi sono stati molto collaborativi e molto umani. Poi c'è un forte aumento di studenti con fragilità cognitive, linguistiche e culturali, e ciò pone delle serie sfide per le quali servirebbero strumenti adeguati, tempi di stese e anche un maggiore lavoro di squadra, e quindi anche una maggiore comunicazione. Però purtroppo in molti casi ci si trova da soli a gestire queste situazioni, che sono molto serie e che meriterebbero una rete di supporto più ampio. Inoltre sottolineo che, come si può evincere anche dalla cronaca, sono in aumento casi di violenza contro gli insegnanti o comunque contro la scuola stessa, e io in primis ho vissuto un'esperienza simile. Infatti più volte, soprattutto nel mio ultimo periodo di docenza, sono finita in ospedale per effetto di una infelice iniziativa, così la dovrei chiamare, non personalmente indirizzata a me, ma alla scuola in quanto tale, da parte di uno studente minorenne che ha spruzzato uno spray al peperoncino nei corridoi della scuola, e quindi questo mi ha provocato dei forti danni alla mia persona, e sono dovuta andare in ospedale per ben 3 volte. E quindi questo mi ha portato a riflettere criticamente, in modo costruttivo, su queste problematiche,
non solo per ciò che concerne il nostro ruolo di docenti, ma in generale per il futuro della nostra società. Famiglia e scuola devono lavorare in sinergia, devono essere un tutt'uno su queste problematiche per il bene dei nostri ragazzi, perché questi ragazzi a volte portano queste problematiche dentro di sé, queste questioni personali e non si aprono con il mondo adulto, e noi adulti abbiamo il dovere e il compito di ascoltare questi ragazzi per gestirli al meglio. Sono consapevole ovviamente che come madre e come docente le difficoltà sono tante e ovviamente ognuno di noi vorrebbe un mondo perfetto, ma la perfezione non esiste purtroppo, però credo fortemente che la questione educativa e anche l'essere comunità e l'attenzione per la persona siano temi molto importanti che non devono in nessun modo essere trascurati. Le famiglie però ci tengo a sottolineare che non devono vedere noi docenti come antagonisti, magari per un malcompreso amore dei propri figli che porta a coprire i figli delle loro mancanze. I genitori non devono coprire i loro figli, perché proteggere i figli da questi conflitti significa insegnare loro a non prendersi le proprie responsabilità, e invece noi dobbiamo fare il contrario, dobbiamo insegnare ai nostri figli a prendersi le proprie responsabilità in modo consapevole e anche civilmente. E sotto questo aspetto, anche se non mi pongo all'interno di un impegno politico, credo di poter condividere con voi il valore della cultura per una società migliore, inteso proprio come percorso di vita dove si cresce insieme con una condivisione armonica dei problemi della vita, prima ancora di acquisire nozioni e titoli che sono senza dubbio importanti, ma bisogna andare a monte di questi problemi. Certo. Ecco, nell'avvisarla che adesso fra 2 minuti avremo un break breve comunque di 2 minuti a sua volta, ecco. Le pongo un altro interrogativo, ecco. Quindi a questo punto qual è più specificatamente la sua visione con cui affronta in maniera sostanziosa i problemi del mondo educativo, professoressa Landi? Allora cercherò di essere breve per questi 2 minuti. Sì, dopo andiamo oltre, poi dopo il break andiamo avanti, quindi prenda con calma la questione. Ok, allora innanzitutto come insegnante e come madre, perché la mia visione è duplice, tutto il mio impegno e tutta la mia dedizione è riversato proprio nei confronti dell'amore che ho per il futuro dei ragazzi, e sottolineo ancora l'importanza di una figura adulta che deve accompagnare il giovane nell'affrontare le sfide della vita. Quindi la scuola, la famiglia, i docenti, la società, la comunità è come se fosse un'esperienza dove bisogna camminare insieme e bisogna crescere insieme. Perché essere docenti non significa soltanto essere un erogatore di nozioni, ma significa aiutare il ragazzo in quanto essere umano a orientarsi in un mondo complesso dove tutto cambia velocemente. E quindi educare vuol dire anche permettere ai ragazzi di sviluppare un sano e costruttivo senso critico. Quindi è questo il modo in cui io affronto, questa è la mia visione per affrontare la sfida educativa che noi oggi docenti riscontriamo nelle scuole. Se ho ancora tempo continuo, altrimenti...
No, allora sentiamo adesso, intanto un altro consiglio librario nel frattempo da parte mia, chiedo scusa perché la trasmissione è sempre ricca di spunti, ma è un piccolo break. Ho da proporvi anche a cura di Mellini, di Manuela Mellini, un libro della Fazzi Edizioni. Sapete che le case minori io le adoro personalmente, quindi sempre tanti spunti. Professione detective, quaderno di enigmi e misteri. L'ho trovato un libro fra i 1000 libri che io leggo, talvolta anche un po' velocemente perché non sono Dio, come si suol dire. L'ho trovato curioso perché anziché essere così un fondaco, un magazzino di melmosa come dire, isterica prevalenza di horror e di giallo, è in realtà un mezzo anche enigmistico a volte, di quiz e di indovinelli, ma sempre fatti con intelligenza, per riuscire ad abbordare alcune tematiche che prevalgono nel mondo poliziesco, quindi quaderno di enigmi e di misteri. Dark Side, ecco. Allora, a questo punto possiamo fare il break e andiamo avanti dopo con la professoressa che arriva al cuore dei problemi. La parola la regia, se mi fa il break, dopo ci risentiamo. Grazie. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Di nuovo voi la linea? Benissimo, allora siamo in contatto telefonico con la professoressa Silvia Landi, docente di lingua e letteratura francese, lingua e letteratura inglese, e che ci sta un po' illustrando, partendo dalle problematiche di base che contraddistinguono la scuola a un terzo, a un quarto, un terzo oramai di questo secolo XXI, sta illustrando il modo con cui ella ha deciso, dopo una debita esperienza e riflessione, insomma, di abbordare queste cocenti questioni che anch'io nel mio piccolo ho conosciuto come docente di liceo. A lei la parola, professoressa. Grazie mille, vi ringrazio per avermi ridato la parola e allora continuo con quello che stavo dicendo prima. Quindi prima mi è stata fatta questa domanda: come affronto, qual è la mia visione con cui affronto i problemi del mondo educativo?
Allora, educare vuol dire permettere ai ragazzi di coltivare un sano e costruttivo senso critico e di costruire un senso di comunità significa mettere al centro la relazione, quindi con i ragazzi, comprendendone i vissuti. Bisogna capire i vissuti degli studenti, le fatiche dei docenti e anche i travagli dei genitori. Io sono convinta che bisogna partire con l'ascoltare prima di giudicare, bisogna spiegare prima di punire e cercare di far ammettere poi ai ragazzi anche i propri errori, in quanto i ragazzi devono essere coscienti e consapevoli dei propri errori. Questo perché essere comunità significa esserci, significa essere presenti, significa essere solidali e significa condividerne anche il carico. Quindi non dobbiamo perdere la speranza nella scuola come spazio di umanità, come spazio di crescita e di incontro vero. La scuola non può e non deve limitarsi ad essere un luogo di mera trasmissione nozionistica. Infatti la cultura non è soltanto apprendere la matematica o la storia o magari le lingue straniere che io insegno. E ovviamente questi sono aspetti imprescindibili, ma c'è dell'altro oltre alla mera burocrazia che gestisce tutto questo, perché l'insegnamento è un impegno umano profondo, un atto quotidiano di fiducia nel futuro, significa imparare a vivere insieme in modo responsabile, in modo rispettoso e consapevole delle proprie azioni. E questo lo dico sia come insegnante che come madre. E questi ultimi sono temi che ho espresso anche nell'intervista sul Talebano, accettando di confrontarmi appunto su queste tematiche che, come ha detto prima lo studioso Roberto Priora, sono a monte. Per questo ribadisco la mia filosofia dell'amore per i nostri ragazzi, ribadisco l'attenzione al ruolo dell'educazione per il bene comune, ribadisco l'introduzione di strumenti teorici e pratici che aiutino a fronteggiare queste sfide. E sono d'accordo con voi sul ruolo della cultura, intendendola come crescita della persona nella sua interezza, che vive in modo responsabile e in modo armonioso in una comunità. È ovvio che io non mi illudo di creare un mondo perfetto, so che non viviamo in un mondo perfetto, ma bisogna impegnarsi sicuramente in modo serio e consapevole su questi temi, e ciò si può e si deve fare. La famiglia è la cellula della nostra società e la scuola in questo deve avere un ruolo decisivo e complementare nel crescere le nuove generazioni, e proprio per questo merita la massima attenzione, il massimo riconoscimento e la massima dignità del ruolo degli educatori, degli insegnanti, anche di tutti i collaboratori che lavorano all'interno della scuola, partendo dagli ATA agli assistenti amministrativi. Tutti noi, tutto il corpo docenti, tutto il comparto scolastico deve essere supportato con un lavoro di squadra. E detto questo, io ringrazio tutti voi per l'ospitalità in questa bellissima trasmissione, e ho accettato l'invito dello studioso Priora, che sia pure da prospettive diverse è sintonico con questi temi, e io mi auguro diventino sempre più patrimonio condiviso per affrontare le sfide educative della società in cui viviamo, per il bene dell'essere umano e per il bene del prossimo. Il mondo è diverso e questo lo sappiamo, e il mondo inizia dall'agire degli uomini di buona volontà, ognuno nel ruolo sociale che gli compete. Grazie ancora professoressa,
mi permetto, perché questa è una trasmissione di cultura, però insomma è anche deve provocare degli spunti di piacere, ecco, perché il dovere è fondamentale e sta in prima linea, però c'è anche un pizzico di piacere. Io so, ecco, diciamo, ho avuto delle dritte da questo punto di vista, che lei è nata e forse cresciuta in uno dei paesi più belli d'Italia, e mi fermo all'Italia perché potrei dire più belli d'Europa, e io siccome l'ho visitato, invito tutti quanti davvero dal nord, anche che insomma di qualsiasi parte d'Italia, ma in particolare dal nord, che magari si fermano all'isola di Ischia o di Capri o alla costiera amalfitana, andate a Vietri sul Mare, perché Vietri sul Mare è un gioiello della natura, dell'arte e direi soprattutto della ceramica, perché signori, lì avete un museo a cielo aperto. O sbaglio, professoressa? Sì. No, non si sbaglia. Qui c'è la Ceramica Solimene, che è un museo, come lei ha detto, aperto, che importa ed esporta in tutto il mondo. Poi abbiamo un mare fantastico, ci sono i 2 fratelli Scogli, che altro non sono, diciamo, i gemelli dei Faraioni di Capri. Certo. E poi posso anche dire che abbiamo una cucina ottima. Assolutamente. Io amo personalmente la cucina campana, la trovo poi guardi, adesso sembra piaggeria la mia, ma non è la verità, pura verità. La preferisco a quella pugliese, che è più rurale, la pugliese è più rurale. Quella campana secondo me ha un tocco d'aristocrazia che è meraviglioso. Veramente io quando vado in quelle zone dico pancia mia fatti capanna, no? Si dice. È vero. Sì, grazie infinite, viva la cultura, la libertà, l'amore, l'arte, la natura e viva l'Italia, che da queste onde è veramente al di sopra di ogni sospetto. Grazie infinite ancora, a risentirci. Noi proseguiamo. Ecco, a risentirci, professoressa. Noi proseguiamo con con la nostra trasmissione. Avete sentito consigli librari, ripeto, Marcello Veniziani, C'era una volta il Sud, ha un apparato fotografico sul Sud, abbiamo parlato di Vietri sul Mare, adesso si parla di tutte le regioni del Sud. Veneziani è di Barletta, e quindi se ha ascoltato le mie parole sarà inorridito, ma vabbè, comunque boccaccia mia, state zitto, a volte va bene dire quella famosa battuta, ma che volete fare? Noi andiamo avanti nonostante tutto, e c'è un altro libro che io vi voglio, siccome stiamo parlando d'Italia in tutte le sue componenti, sempre alla luce del pensiero federale, questo sia chiaro, che rimane lo zenith del nostro impegno personale. Storia evolutiva e genetica del nostro paese, pensate un po', ci è arrivato Giacomo Moro Mauretto, Italiani veri, è un libro che proprio passando di regione in regione, dalle Alpi alla Sicilia, e in barba al fatto che a scuola la geografia, ecco, purtroppo la si insegna molto meno di una volta, e basterebbe insegnare la geografia d'Italia, certo, se si sa dove è l'Iran, visto che adesso sta per scoppiare la terza guerra mondiale. No, una battuta un po' triste la mia, speriamo di no, ma comunque insomma tanto meglio, però almeno l'Italia conosciamola, no? E qui c'è una serie di capitoli dedicati proprio ad ogni regione, ad ogni comparto e ad ogni realtà dialettale, etica, culturale, storica, no? Vi cito, i nostri Neanderthal erano degli artisti, proprio regione per regione si va a vedere quali erano le funzioni di queste comunità, sulla Sardegna, no? I rami, i sardi e le steppe. È un libro che ho trovato gustosissimo, proprio perché non parte da preconcetti, ma vuol capire fino a che punto esista l'Italia, l'arrivo degli agricoltori, quindi è ovviamente un'opera di storia, ma anche un'opera di etnografia, di antropologia, di paleontologia. Cosa raccontano l'evoluzione e la genetica su di noi? Ecco, un libro che vi raccomando davvero, Giacomo Moro Mauretto, Italiani veri, storia evolutiva e genetica del nostro paese, della Mondadori. Retrocopertina
La nostra genetica ci racconta che ciò che ci permette di identificarci come italiani, ovviamente poi lo capirete leggendo il libro, come complesso di popoli anche diversi, ha radici molto più recenti di quanto pensiamo. Proprio per questo è importante tenere bene a mente che gli italiani veri scientificamente non esistono. Esiste l'Italia però. Ci crediamo, state tranquilli, ci crediamo comunque. United States of Italy. E quindi questo era il terzo libro, l'altro era Dark Side, quaderno di enigmi e di misteri, della Fazzi Editore, una casa che va sempre bene, e l'altro ancora appunto del nostro Marcello Veneziani, C'era una volta sul Sud, un libro che sta, mi dicono, avendo già un notevolissimo successo soprattutto per l'apparato fotografico che lui è andato a pescare in una maniera proditoria. Tra l'altro l'anno scorso sono passato anche da Talamone, dove in Toscana, dove lui ha un buon ritiro, e mi hanno parlato benissimo di lui come uomo al tempo stesso riservato ma cordiale, proprio estremamente disponibile nei confronti degli altri, e questo ci fa piacere. Anche noi l'abbiamo conosciuto, Marcello Veneziani, una ventina d'anni fa, e ne siamo rimasti estremamente impressionati. È bene che sia queste menti, diciamo, elette del nord e del sud cooperino fra di loro affinché si affermi l'idea di un'Italia federale. Veneziani era partito da una visione, diciamo, più compiutamente nazionalista, ma gli ultimi esiti della sua ricerca, del suo approfondimento come storico, ricordo che il libro su Giambattista Vico, come filosofo, come maître à penser, ci riconducono comunque alla riscoperta della piccola comunità. Non è un caso poi alla fine che esista un governo di centrodestra, dove appunto i federalisti puri, sapete chi sono, o i forsitalisti, o quelli che hanno una visione più tradizionale dell'unità di patria, collaborano insieme per riuscire a costruire la nuova Italia. Sicuramente questo discorso non piace ad alcuni secessionisti. Capiamo le ragioni dei secessionisti sia del nord che del sud, al di là ovviamente di scelte personali, di schieramenti specifici o di comportamenti modulari e strategici sui quali non discutiamo, ma insomma siamo convinti che la via per riuscire in qualche modo a superare l'impasse che abbiamo vissuto negli ultimi tempi sia sicuramente quella di riformulare, no? Partendo comunque da una visione di alleanza e di confronto continuo con tutti, riformulare certamente quest'idea di nazione, quest'idea insomma di Stato, che certamente non può fare a meno dei maestri del liberalismo, dei maestri del conservatorismo, di tutti quei maestri che si sono operati, che hanno dato la vita, potremmo dire, la vita intera in nome appunto sempre della libertà. Ricordo a questo proposito anche il mio ancora disponibile Filosofia del leghismo delle edizioni Italia Storica. Cercate ancora su Amazon, lo troverete per chi ancora lo vuole ottenere. Insomma, rimane, che io sappia, l'unico libro finora uscito sulla filosofia del leghismo, insomma, sul pensiero, il titolo esatto è Il pensiero leghista. Cioè, io ne ho prima parlato di contenuto, ora vi dico il titolo, che è Il pensiero leghista. E quindi fra tutti i consigli librari ancora mi permetto, siccome non è completamente esaurito, dopo 4 anni dall'uscita, devo dire che sono soddisfatto, ma non è ancora completamente esaurito il libro, quindi è possibile ancora acquistarlo attraverso Amazon. Allora, noi ci avviamo sabato dopo sabato a quel 5 luglio che probabilmente sarà l'ultimo nostro intervento per Ragiono da Prof, ovviamente il 2024-2025. Avremo ancora, questo ve lo preannuncio, Marco Tognini, che il prossimo sabato parlerà di quella incredibile fenomenologia degli anni 70
esattamente sono passati 50 anni, che vede che ha visto il Partito Comunista sorpassare la Democrazia Cristiana. Fu un'illusione ottica, testimone il giornalista Pastore, ma questo ce lo dirà meglio proprio Tognini il prossimo sabato. Un altro appuntamento sarà verso fine mese con il romanziere Fanucci, Sergio Fanucci, che ci parla di un suo libro che è appena uscito e sicuramente sta destando molta impressione, perché poi tra l'altro parla anche di attualità del Vaticano e di come diciamo così un certo modo di gestire tutte le risorse della Santa Sede in giro per il mondo comunque condizioni fortemente ancora oggi, come peraltro ci diceva anche lo studioso Bulisano, la realtà che noi stiamo effettivamente vivendo. Qualcuno di voi mi ha scritto in questi giorni, non faccio nomi perché hanno richiesto la privacy, perché Rognoni non ci parli della gravissima situazione attuale nel mondo, col rischio, ve la citavo prima magari in maniera provocatoria, dello scoppio di una terza guerra mondiale. Non lo faccio perché penso di non essere all'altezza. Non voglio rifare il verso a Donzelli, all'onorevole Donzelli, di cui alcune cose proprio non condivido, di Fratelli d'Italia, però quando lui afferma che per dare dei giudizi perentori su chi ha ragione e chi ha torto bisogna vivere in un determinato luogo, io sono d'accordo con lui. In questo caso io sono d'accordo con l'onorevole Donzelli, ma per modestia, rispetto e assoluta precauzione, e non per cattiveria, non per menefreghismo, siamo tutti addolorati e costernati dalla situazione che c'è sia in Ucraina che in Terra Santa, siamo altrettanto angosciati dall'evoluzione degli ultimissimi giorni, però proprio come uomini, se mi permette, come uomini di cultura, la cultura non è esprimere verdetti, giudizi, non è essere tranchant. La cultura è riflettere, pensare e meditare, sempre sopra ogni cosa. La nostra trasmissione non è mai stata una trasmissione di politica, quindi non era il caso ovviamente di esprimere per forza non solo dei giudizi così, ma degli auspici altrettanto tranchant. Siamo in attesa di una soluzione di tutti i problemi da parte di chi si sta occupando della faccenda, cioè dei politici, di tutti quelli che stanno agendo a livello nazionale e internazionale affinché davvero si venga a creare una situazione di pace. Ma non ci è mai piaciuto, neanche ai tempi della guerra in Jugoslavia o di altre tregende, no, di tipo militare anziché geopolitico particolare, non ci è mai piaciuto esprimere, non fa parte della nostra mentalità. Non fa, cioè quelle visioni dogmatiche che in ogni occasione vogliono esprimerci in termini categorici, c'è qualcuno che ha ragione e c'è qualcuno che ha torto. Non è così, non funziona così. Diceva Manzoni, quel guazzabuglio dell'animo umano, rileggetevi Manzoni, i Promessi Sposi, che ha tanti consigli da dare, non solo come sembra sull'amore e la tradizione, ma anche su tanti aspetti della vita che appaiono più grandi in un certo senso di quello che poi in realtà sembrano essere. Quindi di fronte alle cose grandi bisogna farsi piccoli, lo diceva già Pascoli. Siamo alla fine oggi, un po' anticipata, ma vi devo proprio salutare. Un grande abbraccio a tutti, a risentirci. Venezia risorga per sempre. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. La tua radio
Di stile e stiletto, la disarmante voce della semplicità, in una visione soggettiva e femminile della realtà, con disincanto, crudezza, dolcezza e poesia. Le Armelline della Pesca, con Luisella Pescatori, detta La Pesca, ogni mercoledì alle ore 15:30, su Radio Libertà, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Voi ci scherzate, ma poi è entrata uno e fa, ma mi guarda la TV, dice, ma sei tu? Io no. Ma no, sei tu? Sì, sono io. Dov'eri adesso? A votare. E? Ho paura che non riusciremo più a votare se va avanti così. Vittorio, qui è Marco che ti parla. Ricordati sempre il nome mio nella radio, viva i piedi e soprattutto viva la figa. Anche quest'anno i soldi pubblici per la ristrutturazione delle strade sono stati usati per una statua in oro di Maradona. Eccolo. Vabbè, forza Napoli. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Presidente del Mura, la stronza della Meloni. Sta zitta. Io per esempio mi classifico come il primo degli anormali, anzi mi potrei dare al kebab senza nessun problema. Ciao tesoro, siccome stanotte abbiamo fatto le pazzie e io sono stremato, capito? Siamo tutti eredi del Duce, è oggettivo. I nostri valori da mantenere. Cioè, la libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Dovete cancellare subito questo programma. Vergognatevi, maledetti! Ma adesso non da su Radio Libertà. I barbari eleganti! Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata dei Barbari Eleganti. Qui con voi c'è sempre il vostro Marco Rubeo insieme al cugino Vittorio Pablito Las Mujeres. Ragazzi, buonasera a tutti i nostri ascoltatori e Kameni, presto avrai quello che ti meriti, bastardo. Iniziamo benissimo. Ovviamente Gazzola, paccatore seriale, anche questa settimana non è venuto, ma è tornato qualcuno che chi segue dall'inizio la lore, la storia di questa maledetta trasmissione radiofonica conosce bene, il signor Emanuele, in arte Talebano. Buonasera e bentornato con noi. Buonasera, purtroppo ho fatto questa apparizione, spero che sia l'ultima, ancora, è il terzo anno che andiamo avanti, io spero che questo programma venga cancellato per sempre. No, non sarà così, almeno spero, e vabbè, mi dai subito l'assist, di solito lo faccio alla fine, ma lo faccio all'inizio. Ringrazio la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma. Signori, 96esima puntata, la puntata 100 si avvicina sempre di più. Allora, lunedì 16 giugno 2025, cugino, cosa è successo questa settimana che ti ha fatto godere? Vai a ruota libera. Allora, innanzitutto dovremmo dire una cosa come Occidente e probabilmente anche come umanità. Grazie Benjamin, detto Bibi Netanyahu, per aver distrutto il programma nucleare di quello stato canaglia e terrorista che prende il nome di Repubblica Islamica dell'Iran. Bibi Netanyahu ha fatto un service a tutto il mondo, lo ha reso un posto migliore distruggendo il programma nucleare di quei maledetti cani islamici. E ovviamente non mi riferisco al popolo iraniano ma alla sua guida,
islamista corrotta e terrorista che da 50 anni tiene ostaggio un popolo vittima della sua ideologia malata, della sua leadership. E finalmente, invece di parlare di no, la diplomazia, l'Europa deve essere diplomatica, per esempio mi ricordo un post che aveva fatto Riccardo Maggi, Netanyahu non accaniamoci ancora, Netanyahu ha fatto qualcosa di terribile, qualcuno lo fermi, deve arrivare la diplomazia internazionale. E questo qui mi fa portare avanti un altro assist per ringraziare ancora gli Stati Uniti d'America che ci proteggono da 80 anni, perché noi come europei, se dovessimo difenderci da soli, non ne saremmo capaci, perché siamo delle teste di cazzo che vogliono continuamente pensare alla diplomazia, anche che quando è evidente non si può fare. Questi qui vanno fermati e finalmente qualcuno li sta fermando, grazie a Israele che ha distrutto il sistema nucleare iraniano e che sta distruggendo le basi militari iraniane, sta distruggendo la leadership militare e politica di queste canaglie, perché questo sono. E fatemi dire, chi dava il genocidio. Israele sta attaccando tutte le loro basi militari. Queste merde stanno puntando a Tel Aviv e ai civili. Quelli sono dei genocidiari, non gli israeliani, merde. Calma cugino, calma. Però scusate. Hai reso bene l'idea di quello che pensi, o no, signor Talebano? Anche lei ha una posizione simile a quella di Vittorio. Sì, è abbastanza moderata e imparziale come la sua all'incirca. Ecco. Diciamo la verità, innanzitutto non è che siamo in un periodo molto semplice, molto facile. Israele adesso si è messo forse anche un po' nei casini, però Vitto, perché riuscire a contrastare comunque tutto quanto l'arsenale dell'Iran può essere un problema. Le motivazioni sono valide? Assolutamente sì. Uccidere un terrorista può solo fare del bene difesa al mondo. Preventiva, ricordiamoci che stiamo parlando di difesa preventiva. Sì, anche perché comunque questi erano arrivati a tanto così dall'atomica. Cioè comunque vivere accanto a una nazione governata da terroristi che sai che possono avere un arsenale atomico e che sicuramente lo userebbero contro di te. Esatto, o contro di te oppure contro i tuoi alleati Stati Uniti d'America, non mi farebbe dormire molto sereno, quindi capisco effettivamente queste mosse di Israele. No, ma ragazzi, dai, ma la guerra non è iniziata nell'ultima settimana. La guerra contro l'Iran va avanti dal 2022 perché Hamas, Hezbollah, l'ex regime siriano, gli Houthi in Yemen sono tutte cellule iraniane. Israele dal 2022 che sta combattendo una guerra su più fronti, non solamente sulla striscia di Gaza. E ancora, questa è la dimostrazione palese delle azioni che sta intraprendendo ora Israele, che non c'è nessun tentativo di genocidio in atto, ma che sono i bastardi di Hamas che utilizzano il popolo palestinese come scudo umano. Perché loro non gliene frega nulla del popolo palestinese. Tutti quelli che gridano Palestina libera qui in Occidente dovrebbero dire Palestina libera da Hamas. Primo punto. Certo, è un discorso che abbiamo fatto tante volte e che qualcuno a sinistra non vuole ancora accettare. Ma... Assolutamente. Secondo punto, questa qui non è più solamente una guerra interregionale, questa qui è diventata una guerra di civiltà. Noi in Europa dobbiamo decidere quale tipo di civiltà e di mondo vogliamo. Vogliamo un mondo democratico, libero e giusto, oppure vogliamo un mondo come quello dell'Iran, come quello della Russia o come quello della Cina? Cioè adesso non c'è più tempo per le ambiguità. O scegli di stare da una parte o scegli di stare dall'altra. Punto. Beh, mi verrebbe da dire il pianeta civile contro il pianeta delle scimmie, però vabbè, questo forse è un po' troppo e io mi dissocio da me stesso, o no, Talebano? Forse
insomma. Condivido la tua opinione moderata. Okay. Diciamo che condividi tutte le opinioni moderate che Ragazzi, ci sono. la qui. sapete come la penso. Io sono a favore dell'Occidente, sono a favore della democrazia, quindi chiaramente non posso assolutamente essere a favore di tutte quante queste dittature o di queste pseudo-democrazie. Ma tu le trasformeresti in dei parcheggi come vorrebbe lui? Sì, assolutamente sì. Ma io, se fosse per me, io farei una piazza pulita di tutta quanta, diciamo, la parte burocratica che governa questi paesi Sì. e riformerei tutto, perché il marcio sta alla punta, cioè il problema non è la popolazione, il problema è l'istituzione, tra parentesi, certo. perché comunque non sono uno è stato, sono un un'istituzione regime terroristico. che opprime la popolazione. Sì. Cioè, le popolazioni di questi territori, come anche la popolazione palestinese della striscia di Gaza o della Cisgiordania sotto Hamas, sono oppressi da queste organizzazioni terroristiche, non hanno alcuna legittimazione da parte della popolazione. Ricordiamo sempre questa cosa, perché sembra che ci sia un popolo contro un altro popolo, ma non è mai un popolo contro un altro popolo, è un governo contro un altro governo. O no, cugino? Beh, nel caso di Hamas non è neanche di un governo, cioè stiamo parlando di un gruppo di terroristi. Certo. Quello iraniano è sì un governo, però un governo teocratico che non ha nessun rispetto di nessuna libertà civile, dove oltretutto una notizia neanche di un mesetto fa, un rapper è stato condannato a morte per aver espresso nelle sue canzoni dissenso contro il regime. Era già successo in passato. Non è la prima volta, sì. E quindi questo qui è la differenza, cioè questo qui è il mondo in cui si divide, come nella seconda guerra mondiale, cioè stiamo parlando di due idee di civiltà diverse, e tutti quelli che dicono che Israele sta esagerando. Stiamo parlando di due visioni del mondo diverse, una dove c'è la civiltà e un'altra dove ci sono le scimmie. Beh, comunque mettiamola come vuoi, comunque il punto è questo, cioè quando sento parlare di Israele sta esagerando, anche in questo caso Israele è esagerato, come si sono permessi. Cioè, gli Stati Uniti non è che ci sono andati giù leggeri, né con i giapponesi né con i tedeschi. Vorrei ricordare che in una sola notte, ad esempio, tra Dresda e Amburgo, hanno ucciso 200.000 persone in un bombardamento, e non era neanche per obiettivi militari, ma per costringere la Germania a una resa incondizionata. Un atto sacrosanto, perché con il male non ci puoi dialogare, non puoi utilizzare la diplomazia, ma lo devi spazzare via da questa terra. Come i nazisti erano il male assoluto, il regime degli ayatollah è il male assoluto e va spazzato via in qualsiasi modo possibile. Basta fare le fighette che parlano di diplomazia, che parlano di voler dialogare con questa gente con cui non si può dialogare e non si dovrebbe voler dialogare. Assolutamente, cugino. Se vuoi dire un'ultima battuta, se no andiamo già con la prima canzone. Vai con la canzone. Allora, mi piace questo ossimoro, ossia un discorso super serio, super anche profondo di geopolitica, dove si parla anche delle vite delle persone, e poi il contrasto con la canzone che stiamo per mandare in onda. Visto che dopodomani è l'anniversario, è passato un anno da quando abbiamo pubblicato questa canzone, se la possiamo mandare, regia, I Barbari Eleganti, canzone fatta da noi, con Pazza Notte Russa. In viaggio di lavoro non sapeva cosa avrebbe trovato, povero tesoro. Una festa bizzarra, tutti allegri e felici. Lui pensava ai brindisi, ma non agli amici. Oh Matteo Gazzola, che disavventura, finito in un'orgia, che confusione pura. Festeggiando Putin, che gran balorda, ora la sua storia è proprio assurda. In mezzo a champagne, vodka e canzoni, Matteo si chiede, son matti questi russi, tra luci soffuse e uomini in tenuta. Matteo capisce che la festa è molto astuta. Oh Matteo Gazzola, che disavventura, finito in un'orgia, che confusione pura. Festeggiando Putin, che gran balorda, ora la sua storia è proprio assurda.
Provo a scappare, ma niente da fare. La porta era chiusa, doveva restare. Un brindisi a punti tra uomini danzanti. Matteo confuso tra sguardi ammicanti. Oh Matteo Gazzola, che disavventura, finito in un'oggia, che confusione pura. Festeggiando Putin, che gamba loda, ora la sua storia è proprio assurda. Ora Matteo racconta a tutti, ridendo amaramente, di quella notte a Mosca, così divertente. Tra amici increduli sorride e dice piano: mi è piaciuto quando lo rifacciamo. Oh Matteo Gazzola, che disavventura, finito in un'orgia, che confusione pura. Festeggiando Putin, che gamba loda, ora la sua storia è proprio assurda. Matteo racconta a tutti, ridendo amaramente, di quella notte a Mosca, così divertente. Tra amici increduli sorride e dice piano: mi è piaciuto quando lo rifacciamo. E questa era Pazza Notte Russa, la prima canzone dei Barbari Eleganti fatta con l'intelligenza artificiale. Bentornati, ci dicono che abbiamo già una chiamata. Buonasera. Esatto. Buonasera a tutti, Lisetta. Buonasera. Allora ragazzi, Israele secondo me divide l'Italia, ok? La ragion di Stato induce Roma, secondo me, a delinearsi a Gerusalemme. L'opinione pubblica teme l'allargamento del conflitto in Medio Oriente, questo è già stato fatto, e in qualche caso simpatizza con l'asse della resistenza guidata dall'Iran. Ultima, una domanda a voi: quanto è occidentale il nostro paese? Con un punto di domanda. Tutto qua ragazzi stasera, ho fatto prestissimo. Ripeto, quanto è occidentale il nostro paese? Punto di domanda. Vi saluto e buona settimana anche Arrivederci, signora Lisetta. In realtà ha fatto una domanda veramente interessante, perché da una parte sicuramente il nostro paese, per quanto riguarda l'allineamento dei vari governi che si sono succeduti, chi più chi meno, diciamo quei 5 Stelle poi tendeva al meno. Guarda, non volevo fare quel nome, però ha sempre comunque tenuto una linea atlantista ed europeista, che dovrebbe essere la nostra linea, anche per modificare questa Unione Europea che continua a non capire quale deve essere la sua funzione, che soprattutto deve sapersi difendere anche da sola. Al momento purtroppo oggi non ne saremo capaci. Il problema è di una grossa parte della popolazione, diciamo, che sia nel conflitto, non solo questo conflitto in Medio Oriente, ma anche quello tra Ucraina e Russia, ha creduto molto spesso alla propaganda di questi regimi fatta in Italia, che ha avuto un grandissimo successo soprattutto tra una larga parte di popolazione, sia a destra, vogliamo che a chiamarla sinistra, boomer o come vuoi, che crede a qualsiasi cosa legga su Facebook. Già questo ti fa l'età di... Cioè per intenderci, sono gli stessi che scrivono su Facebook che dal 1946 o dal 45 o dal 43, che dir si voglia, forse sarebbe più appropriato dire dal 43, l'Italia è una colonia americana, e noi cugino diciamo ma magari fosse una colonia americana dal 43. Sicuramente saremmo più un paese decisamente più funzionante, ma magari non avremmo questa economia se fossimo una colonia americana. Ma soprattutto quello che è veramente preoccupante a questo punto è di giornalisti, non facciamo nomi, Fatto Quotidiano, che continuano a portare avanti una propaganda filoputiniana per quanto riguarda il conflitto russa-ucraina, che è anche la nostra guerra, perché
L'Ucraina sta combattendo anche per permetterci di non entrare noi in guerra e per questo va supportata. Ritorniamo al Medio Oriente. E nel Medio Oriente è ancora più preoccupante perché è ancora di più qui l'opinione pubblica, che va da giornalisti e va a chi fa parte del mondo dello spettacolo, sta portando avanti una narrazione di dei terroristi a cui non frega nulla la sorte del popolo palestinese, perché adesso voi dovete dirmi come cavolo ha fatto la figlia di Arafat, leader della causa palestinese, diciamo negli anni dove si è arrivati più vicino ad avere il riconoscimento della Palestina come Stato con gli accordi di Oslo, ad avere 7 miliardi di dollari nel suo conto in banca. Questo perché prendono i soldi che dovrebbero andare per il popolo palestinese per costruire ospedali, scuole, tutto quello che serve per migliorare le loro condizioni di vita, e li utilizzano per i cazzi loro. E questo qui Rose Villain non lo sa. Cugino, non lo vuole sapere. Mi hai dato un assist meraviglioso. Innanzitutto mi viene in mente anche Elodie, che al suo concerto a San Siro si è messa mezza nuda a ballare Bagno a mezzanotte, 1, 2, 3 alza, con la bandiera della Palestina stretta addosso, come sventolandola come se fosse una festa. Ma infatti una scena pietosa. Sono sicuro che i capi di Stato di Hamas saranno stati veramente molto contenti di vedere una donna mezza nuda a favore della Palestina. Ma certo, assolutamente. Cugino, che assist meraviglioso mi hai dato. Sfila il Pride a Roma. Questo weekend c'è stato il Pride, il Gay Pride a Roma. Madrina Rose Villain che sventola la bandiera della Palestina. Tra i carri anche quelli dissacranti di Orban e Musk. Siamo 1 milione di fuorilegge. Bellissimo. Per i diritti di tutti, per il 31esimo anno il Pride ha sfilato anche quest'anno a Roma con uno slogan che racchiude le condizioni in cui ancora si sente di vivere la comunità LGBT. Un corteo colorato che ha invaso il centro storico, in cui, dice il presidente del circolo Mario Mieli e portavoce del Pride Colamarino, tantissima gente ha sfilato perché vuole che questo paese riconosca i diritti di tutti, e ha sfilato per quei paesi dove i Pride non possono sfilare. Ecco, ricollegandoci, quale paese? Ricollegandoci proprio a questo, ma non vi fa un po' ridere vedere Rose Villain o altri esponenti del mondo dell'intrattenimento che per visibilità si mettono a sventolare la bandiera della Palestina in contesti tipo il Pride che non c'entrano assolutamente nulla? Perché, ripetiamolo per l'ennesima volta, se la Palestina esistesse davvero come Stato, la prima cosa che farebbe sarebbe perseguitare tutti gli omosessuali. Sì, io più che altro non giudico Rose Villain perché ha fatto una manovra di marketing importante, perché il virgolettato "siamo 1 milione di fuorilegge" per pubblicizzare la sua canzone, certo, veramente una manovra geniale. L'associazione tra il Pride e il diritto di esistere dello Stato palestinese non ha assolutamente senso, perché il Pride è la manifestazione a favore dei diritti delle persone omosessuali, che magari possono essere ancora discriminati, anzi in alcuni paesi lo sono, specialmente in Europa. E bisogna protestare per questo, anche e soprattutto per essere una nazione un po' più civile, perché tanti ancora pensano male per stereotipo di questa associazione, di questa manifestazione. Trovo assurdo pensare di andare al Pride magari quest'anno e ritrovarmi da un corteo a favore dei diritti della comunità LGBT a un corteo pro-Palestina, come può essere uno di qualsiasi domenica. La ratio è, siccome gli omosessuali sono oppressi e anche i palestinesi sono una popolazione oppressa da Israele, dobbiamo lottare insieme. Ma è una cosa che non ha senso, perché siete 2 comunità, poi è sempre brutto dire voi omosessuali, noi etero, cioè sarebbe più corretto dire coloro che vorrebbero la libertà sessuale. Siete in conflitto tra di voi. Cioè non può essere la stessa battaglia, ma proprio per principio, perché quelli che vorrebbero lo Stato di Palestina sono per forza di cose contro di voi. Sì, anche perché se Hamas potesse fare una strage di tutti quanti i Pride che ci sono in ogni città europea, penso che lo farebbe più che volentieri, a prescindere dalle bandiere palestinesi e dagli slogan. Cugino, 2 battute? Ma innanzitutto credo che ci sia una chiamata, regia. Ragazzi, buona serata a voi e buon lavoro. Sono Mimmo, chiamo da Napoli. Oh, bentornato Mimmo. Ben trovati. Sapete che vi seguo, no? Certo.
Ma io dico, come si fa in un anno aver aumentato in un solo anno il debito pubblico di 36 miliardi e tutti questi ministri del governo, ministri, sottosegretari, prendono l'aereo di Stato come un taxi e hanno speso qualcosa solo negli ultimi anni, qualcosa di 800.000, sull'ultimo mese voglio dire 800.000 euro di taxi, che sarebbero gli aerei di Stato. Ma allora io dico, queste cose le devi sapere di nascosto con qualche giornale economico, cioè. Ma voglio dire, qui per fare un'analisi bisogna aspettare un anno e mezzo, ma veramente siamo alla follia. Ci vogliamo svegliare, ragazzi, perché non vi svegliate un po' anche voi? Ma certo, assolutamente. Il debito pubblico è un tema assolutamente importante, che però non c'entra con quello di cui stavamo parlando. Abbiamo subito un'altra chiamata, ma io regia. dico solo una cosa su questo tema che state trattando, con il vostro permesso naturalmente, e che dico, per favore, a Gaza non esiste una guerra. A Gaza non esiste la guerra, perché non si fa la guerra con i bambini e con i vecchi. Perché se fossero due eserciti, allora noi qui saremmo a giudicare, ma da un lato c'è un esercito, dall'altro altro. È chiarissimo. Dobbiamo andare subito con l'altra chiamata, che tra 2 minuti andiamo con la seconda canzone. Buonasera. Sì, buonasera, sono Giampaolo Bernasconi della provincia di Como. Bentornato Giampaolo. Salve. Senta, volevo chiedervi 2 cose. Voi sapevate che gli omosessuali negli anni 50-60 in Italia venivano mandati dallo psichiatra? Immagino che lo sappiate. Infatti, certo, assolutamente. Adesso fanno i gay pride in giro per le città senza nessun problema e possono avere figli procreati in provetta, quindi non mi sembra che l'Occidente sia un posto brutto per un omosessuale dove vivere, mentre Teheran lo è. Assolutamente. Avevo scritto già. Prego. No, assolutamente, siamo d'accordo. Noi siamo allineati per quella sua visione. Il Pride lo dovrebbero fare a Teheran, più che altro. Io facendo nome e cognome sul sito di Daniel Pipes, non so se conoscete il giornalista americano Daniel Pipes, avevo scritto già nel 2010 che Israele avrebbe dovuto attaccare l'Iran. Poi dico l'ultima cosa. Ottimo. L'Iran ha sempre avuto una regia in tutta la zona, sia in Libano che muovendo Hamas contro Israele, quindi probabilmente l'Iran è anche è stata la regia del 7 ottobre. Grazie, buongiorno. Grazie a lei. Grazie. Benissimo, andiamo con la seconda canzone, Prince and Revolution con Let's Go Crazy. What's it all for? Let him now, for the real you come knocking on the door. Tell me, how we gonna let the air break? Stop. Go baby, let's get nuts. For the love of an attitude, put them in. Come on, baby, let's get nuts. Yeah. I'm coming to get you, honey.
Rieccoci. Fammi dire una cosa. Dopo chi? Dopo Prince con Let's Go Crazy dall'album Purple Rain, ma fammi dire quale artista più azzeccato di Prince ci poteva essere per la prossima notizia che vogliamo dare? Dobbiamo parlare di testimoni di Geova, per caso? No, non di testimoni di Geova. Sarebbe interessante, ma no. Quale notizia, cugino? Prima di tutto dobbiamo dire cosa faremo Appunto, noi. è una notizia di questa. Signor Talebano, vuole dirlo lei? Vi do un indizio. Aspetta. Di che colore è questo scopettino che sto per tirare in faccia a Non ci Vittorio? proverai Tanti colori. Ebbene colori. sì, signori, quest'anno i Barberi Eleganti per il Sociale Come l'anno ritornano scorso. al Pride. Riusciamo a rovinare per il secondo anno di seguito un'altra manifestazione. Anche quest'anno torneremo al Pride, faremo i Barbari Eleganti in diretta dal Pride, quindi invitiamo tutti gli ascoltatori ad seguire la nostra pagina Instagram, e purtroppo non ci sarà la regia con noi a farci da regia anche lì, e lei è molto dispiaciuta, ma purtroppo ha troppi impegni, abbiamo una regia troppo impegnata. E quindi nulla, vi invitiamo a seguirci. Perché ci andiamo per il secondo anno di fila, cugino? Ma perché come per l'anno scorso si farà una testimonianza per far vedere che il Pride non è solamente quello che un mondo ultraconservatore vuole far vedere, e anche per portare la nostra solidarietà alla comunità ebraica che sta subendo delle minacce per essere andata al Pride. Oltretutto è uscita una cosa meravigliosa, cioè hanno attaccato la pagina del gruppo per il Pride della comunità Rom, perché aveva messo la foto con una bandiera con la stella di Davide e l'arcobaleno, cioè veramente ci sono delle cose surreali. E quindi per manifestare la nostra solidarietà alla comunità ebraica E queer, per stare nella parte atlantista, e per stare tipo il nella Pride, dalla parte del giusta. Pride, la parte giusta. Poi, perché al Pride non è solo una cosa comunista. L'anno scorso noi ad esempio eravamo dietro dei carri che sventolavano bandiere della NATO, bandiere di Israele, quindi Sperando che ci sia anche quest'anno l'ottimo Klaus Davi, lui che era proprio quello più agguerrito di tutti a mostrare, a sbattere in faccia la bandiera israeliana con i colori dell'arcobaleno ai manifestanti pro-Pal. Ma cugino, ma parlando di cose molto più serie, secondo te quest'anno riusciremo a trovare Paola e Chiara e il loro carro? È un obiettivo. È un obiettivo. È un target. È un target. Signor Talebano? Sono molto contento di partecipare anche quest'anno. Purtroppo ci sei tu, però... ma c'è Vittorio almeno. Sì, infatti io invito tutti quanti gli spettatori di Radio Libertà che se volete insultarci dal vivo di contattarci su Instagram, perché noi siamo dei grandi giullari e ci frustreremo molto bene. Questo è un po' too much, però interessante. Dai, vogliamo andare con le notizie trash? Meraviglioso. Dai. Vittima di errore, per lo Stato è morto e gli tolgono la pensione. L'INPS deve dimostrare che è vivo. Il signor Michele come il fu Mattia Pascal di Pirandello. L'inversione dell'onere della prova, come c'è a livello giuridico, in questo caso c'è l'onere della prova di essere ancora vivo. Noi ti togliamo la pensione, ma tu devi dimostrare di non essere morto. Meraviglioso. Questa è una delle notizie più italiane che abbiamo mai dato. È un po' kafkiano, no? Come, cioè, ti indaghiamo ma devi dimostrare di essere innocente senza avere delle prove schiaccianti. Vedo che lei è un uomo di cultura. Questo è un capolavoro tutto italiano, Vedo ragazzi. che lei è un uomo Io di trovo cultura. che sia meraviglioso passare per morto, cioè nessuno sa più della tua esistenza. Sì, ovvio, perdi la pensione, tutto quanto quello che vuoi. Cioè, ma se fai qualsiasi cosa, tu per lo Stato non esisti. Certo. Ed è meraviglioso perché sì, ti toglieranno la pensione, però smetti totalmente di pagare le tasse, o perlomeno le pagherà tuo figlio per conto tuo. Certo. Nel frattempo che tu puoi scappare all'estero facendo il latitante. Questo è ottimo. Ma poi cugino, io ho una domanda. Tu che sei uno studente di giurisprudenza, vabbè, adesso sì, sulla carta facciamo vedere che tutto il duro lavoro di quel santuomo di tuo padre serve a qualcosa, ma tu puoi a livello legale chiedere a qualcuno di dimostrare di essere vivo? Ma soprattutto, come puoi dimostrare Allora, di essere vivo? Cioè dovresti presentarti davanti con la sede dell'INPS.
Sì, ma paradossalmente potrebbe essere anche una carta di Buongiorno, identità sono fasulla, capisci? il signor Rossi, sono venuto a dimostrare di essere io. Allora, nel caso specifico non lo so, però per lo Stato l'onere della prova per quanto riguarda il regime fiscale è invertito, nel senso che quando è quello che accusa qualcun altro di aver fatto o di non aver fatto qualcosa, deve essere lui a dimostrare che l'altro abbia compiuto quel gesto o omesso o fatto quell'omissione. Se invece è lo Stato ad accusarti, l'onere della prova è invertito. Sei tu che devi dimostrare di aver fatto o non aver fatto quella cosa. Una follia. Assolutamente. Vale in campo fiscale, non mi stupirei se valesse anche in campo previdenziale o per quanto riguarda il certificato di morte. Come riporta il Messaggero, Michele è rimasto senza pensione dallo scorso marzo e il suo codice fiscale non è più utilizzabile. Dopo essersi accorto di non poter ricevere denaro e aver chiesto spiegazioni sui motivi, è iniziato un'odissea tra la burocrazia che sembra infinita. Così facendo un passo indietro nei fatti familiari, un decesso c'è stato veramente, ma riguardava un suo parente novantenne, venuto purtroppo a mancare lo scorso febbraio. Ed è qui che in un momento di confusione sono stati compilati i documenti in modo sbagliato. Così a risultare morta è oggi un'altra persona di quel nucleo familiare, in realtà viva, e viceversa il morto risulta ancora in vita. Meraviglioso, meraviglioso. Beh, nel concreto alla fine Solo all'Inps in non questo cambia paese niente, perché potrebbe- tanto sempre una pensione deve pagare, sempre un morto risulta, quindi Certo. capisco che non si preoccupano più di tanto. Sempre solo in questo paese poteva accadere una cosa del genere. Il punto è che la banca non è stupida come l'Inps, quindi la banca quando deve ricevere la pensione, se il conto corrente è intestato a una persona morta, capisci che c'è un po' di problema. Comunque abbiamo un'altra telefonata, regia. Prego. Buonasera. Buonasera, io volevo dire, visto che sono ragganciandomi a quello che state dicendo voi, io sono una persona morta perché 3 anni fa, io non dimentico e continuo appunto a ricordarlo a tutti, Sì. Mario Draghi aveva detto durante quella finta presa per il culo che ci hanno fatto passare, chiamato Covid, una cosa del genere, Sì. quell'influenza alla quale hanno cambiato nome, lui mi aveva detto che chi non si vaccina si ammala, muore e fa morire. Quindi io, essendo non vaccinata, cioè non essendoci cascata in questa presa per il culo di 4-5 anni fa, Ma perché sono dice presa morta. per il culo, mi scusi? Perché è stata una grandissima presa per il culo, perché è stato dimostrato, è saltato fuori di ogni. Quindi, Parla del vaccino, immagino. Sì, esatto, di tutto, le mascherine, cioè tutte le puttanate Sì. che hanno fatto fare al popolo italiano, soprattutto al popolo italiano, grazie a Dio, non a tutto, Sì. per testare il grado di obbedienza e di imbecillità, Sì. per poi portare avanti altre politiche del terrore come quelle che stanno portando avanti con le guerre, eccetera, eccetera. Quello Sì. è stato un test per valutare il grado di stupidità e di sottomissione che questa popolazione... No, è chiaro, la sua posizione è assolutamente chiara. Ok, allora io però ho telefonato perché volevo dire appunto al signor Netanyahu, Sì. visto che lui odia tutte le dittature e butta le bombe preventivamente, pensando che eccetera eccetera, di venire a toglierci dai le palle la signora Kaja Kallas, la signora von der Leyen, tutta questa Unione Europea nazista, quel nazista di Rutte e quel nazista che governa adesso la Germania, che non mi Merz, Sì. esatto, ecco, ci tolga dai coglioni tutta questa gente, visto che lui è prevedente, prevede vuole togliere dai piedi le dittature. Ecco, ci tolga dai coglioni questa gente. Io lo ringrazio molto preventivamente
e vi auguro buon lavoro. Grazie. Beh, devo dire che la sua opinione è un po' forte, però se ci fosse qui Luca Scognamiglio sicuramente ha dato del nazista a un capo di Stato chiedendo esplicitamente di togliersi i coglioni, non si sa in che modo, presumo a livello fisico, proprio penso e di anche sì. spirituale, quindi non saprei. Io invito la nostra ascoltatrice a chiamare la settimana prossima per rispondere a questa domanda, veramente questa curiosità necessaria fisica che ho di chiederle. Ma lei nel conflitto tra Russia e Ucraina quale delle due parti sostiene? Ho la domanda, vaga sensazione che non sostenga l'Ucraina. Comunque abbiamo un'altra notizia sull'INPS. Allora, perché questa è la settimana contro l'INPS. Per l'INPS era cieco, ma in casa aveva DVD per adulti. Perfetto. Beh, innanzitutto complimenti per acquistare ancora i DVD, perché siamo rimasti in pochi in Italia. Scusa, e come ha fatto a diventare cieco se non con i DVD? Giusto! Cieco per l'INPS, ma vedeva fin troppo bene i film per adulti. Un 68enne di Sassari ha percepito per 13 anni una pensione di invalidità per cecità assoluta. Le indagini hanno rivelato che l'uomo si muoveva con piena autonomia per strada, andava personalmente a ritirare l'assegno alle poste senza supporti. A casa sua sono stati trovati numerosi DVD a contenuto esplicito. La procura contesta una truffa da 189.000 euro ai danni dell'INPS. Allora, parto da una questione: com'è possibile dare 189.000 euro a una persona? Chi li tira fuori questi soldi? Poi io voglio chiaramente io 13 anni più o meno c'è quello più. Io voglio spendere una parola a favore del Signore, perché come puoi dimostrarmi che lui quei DVD li vedeva? Magari si godeva solamente nel sentire, giusto? Capisci? Quindi giusto. È sbagliato pensare che una persona abbia finto un'invalidità per 13 anni solamente perché aveva dei DVD. Solo perché si guardava i porno, cioè, diciamolo. Non c'è nulla di male. Seconda cosa, si poteva muovere in autonomia. Va bene, magari conosceva la città talmente bene a memoria che si ricordava tutto quanto. Cioè, secondo me è sbagliato. Hanno accurato che questa persona è effettivamente non vedente? Secondo me no. Quindi io difendo questo signore a spada tratta. Per me non è una persona che ruba. Quindi signor, non dicono il nome, signor 68enne di Sassari, non pagare quei 189.000 euro. Tieniteli per te. I barbari eleganti ti supportano nella causa. Allora, non a livello economico. Non a livello economico. Io allora voglio proporre che si metta agli atti per un nuovo soprannome per il signor Talebano. Cioè che oltre al signor Talebano da oggi venga conosciuto anche come il signor avvocato del diavolo. Ecco. Diciamo che perché ha fatto veramente una ringa difensiva per il signore veramente impressionante. Cioè credo che dovremmo chiamarlo Saul Goodman in questo perché io studio davvero per fare l'avvocato, non come qualcun altro qua dentro che va in università solo per fare gli aperitivi. Beh, io ho venduto la mia anima al diavolo per poter avere questa dialettica e queste conoscenze. Esatto. Comunque no, una domanda interessante che veramente mi pongo, perché mi ricordo quando mio padre andava a fare delle visite. Mio padre era in sedia a rotelle, quindi faceva delle visite ogni 2 anni per accertare che effettivamente fosse ancora invalido al 100%, cioè perché effettivamente quando hai metà del cervello che è lesionato, certo, ci sono molte probabilità di riprendersi al 100%. Ottimo INPS. Ma se qui al nord i controlli erano così accurati da dover chiedere a una persona invalida al 100%, in sedia a rotelle, con metà del cervello lesionato, di dover fare controlli ogni 2 anni per verificare che fosse effettivamente disabili, ma dalla linea gotica in giù la linea gotica, com'è che fanno questi controlli? Perché io ho conoscenza diretta di quello che era il caso mio preso singolarmente, ma queste notizie solamente non è che arrivino da Varese, da Como o da Trento. Cioè, solitamente sono
sotto la linea gotica. Quindi mi hai dato un assist perfetto per la prossima notizia, o volevi dire qualcosa? No, volevo dire che Vittorio, cioè, dice, contesta, ma ogni 2 anni devono controllare. Se per 13 anni ha superato i controlli è perché era effettivamente cieco. Continua a ribadire questo concetto, Vittorio. Ma in generale, Cioè, la tua riga è totalmente perfetta, cioè il giudice ti dà ragione. Le cose sono due: o un giudice e tantissimi dipendenti dall'Inps sono degli incompetenti. Io non sto mettendo questa cosa, sia chiaro. Potrebbe essere, ma non sto mettendo questa cosa. Oppure semplicemente lui è una persona che è molto brava a fingere. Capisci? La verità è che è cieco, punto. Assolutamente. Cioè. Cugino, mi hai dato un assist perfetto con quello che hai detto prima per andare a Caserta, splendido posto. Bellissimo. Cosa ne pensa di Caserta lei? Un paese bellissimo. Benissimo. Caserta, vanno in caserma per sporgere una denuncia, ma si presentano con un motorino rubato. 2 giovani finiscono nei guai. Forse, sai cos'è? È l'area di mare tipica del posto che fa venire un po' tipo questa febbre, questa voglia di delinquere. Si presentano in caserma per denunciare uno smarrimento, ma arrivano con uno scooter rubato. Un autogol che è costato la denuncia a 2 cittadini di origine ghanese, rispettivamente. No, cugino, non ridere così tanto. Io non sto ridendo. Non facciamo questo razzismo, cugino. Io sto ridendo perché sto dicendo quanto è bella l'integrazione. Cioè, queste 2 persone qui sono perfettamente integrate per la loro regione, gli va data la cittadinanza. Ecco. Sono totalmente campani, integrazione perfetta. Rispettivamente di 28 e 38 anni, regolarmente presenti in Italia. I fatti sono avvenuti a Castelvolturno, in provincia di Caserta. È un po' il bue che dà del cornuto all'asino, no? Vedi, tu mi hai rubato, ma io ho rubato. Cioè, cosa facciamo? Tipo meme di Spider-Man che tutti si indicano. Esatto. Uno dei 2 guidava senza patente, oltretutto. Vedi, ma sono campani, cioè l'integrazione è incredibile. E anche la regia. Cioè, l'integrazione è incredibile. Il furto del motorino in questione era stato denunciato il 25 gennaio alla questura di Napoli dal legittimo proprietario, ma non finisce qui. Il conducente dello scooter è stato denunciato anche per guida senza patente. Il motorino in questione è stato sequestrato e affidato a una ditta convenzionata con le forze dell'ordine, in attesa di poter essere restituito al proprietario a oltre 4 mesi dal furto. Io voglio fare una domanda che è fine a se stessa. Prego. Ma secondo voi uno scooter rubato, senza targa, senza assicurazione, con una persona senza patente, quella persona secondo me era talmente integrata bene che non aveva neanche il casco? No, ne sono convinto. Perfetto. Ma assolutamente. Questa è l'integrazione che vogliamo. È per forza, cioè questi 2 sono totalmente integrati. Ma è tipico del posto. Anzi, secondo me hanno pure cioè sono entrati in caserma in 2, ma erano almeno in 7 su quel motorino nell'andarci, nel tragitto per arrivarci. Poi sono entrati solamente in 2, ma sicuramente erano più di 2 perché sono troppo integrati per non essere almeno in 7. Questo è un esempio di integrazione positiva, altro che referendum, abbassare gli anni per la cittadinanza. No, quando vedi queste cose, anche se sei lì da 1 anno, ti dimostri estremamente integrato per lo Stato italiano. Esattamente, ma diamo la cittadinanza a queste persone. Cioè, noi vogliamo che l'integrazione sia questo: rubare, delinquere, adattarsi a quello che è il luogo. Guidare senza patente, senza assicurazione, senza casco. Noi vogliamo che senza l'Italia targa, sia questo. magari. Era senza targa, cioè neanche lo spreco di avere la targa polacca per evadere tutte quante le clausole delle assicurazioni. Bellissimo. Dai, abbiamo un'altra notizia. Bene, devo dire che questa puntata si è ripresa con molta... Cioè, siamo Barzotti oggi, siamo Barzotti. Assolutamente. Ah, cugino, questa è una notizia per te. Finge un allarme bomba per bloccare la crociera della fidanzata che partiva senza di lui. Minaccia bomba per gelosia quando la crociera diventa un caso federale. Un 19enne del Michigan ha inviato una falsa minaccia bomba a una nave da crociera. Voleva impedire alla fidanzata e alla sua famiglia di partire senza di lui. L'email ha causato un'operazione di sicurezza internazionale e ore di ritardo. L'autore del messaggio è stato rintracciato dall'FBI e ha confessato. È stato condannato a 8 mesi di carcere per l'allarme ingiustificato. E lì gli 8 mesi di carcere te li fai davvero? Se questo non è amore, non so cosa sia, guarda. Addirittura 8 mesi di carcere. Mi ricorda un po' la notizia di quello lì che aveva lo stagista della NASA che aveva rubato pezzi della Luna per fare l'amore sopra con la sua fidanzata. Quello lì era un eroe, cioè quello lì può vantarsi con tutti i suoi amici di aver
ha avuto un rapporto sessuale, aver fatto l'amore con la sua fidanzata sulla Luna. Joshua Darrellow II, 19 anni. Di solito quando leggi il secondo, la carnagione... No. Lo posso dire? Ci scusiamo con la redazione di Radio Libertà. Grazie per non averci ancora cancellato il programma. Ma assolutamente, perché poi oltretutto il talebano si sente doppiamente offeso. Sì, anche perché io ho dimostrato più volte di essere nero. Esatto, lui si sente e si riconosce come una persona afroamericana. Io lo sono ufficialmente. Lui lo è, Ma quindi si è fatto per amore questo? No, dica verità, no. Però per favore non utilizzare il tuo gergo da ghetto. Lo avrei fatto per un paio di Jordan o per delle ali di pollo fritto, ma per amore mai. Bravo. Ci sono tante in giro. Qui devo dire invece che è un idiota. Il ragazzo è totalmente un idiota. Cioè, ti sei liberato del tuo schiavista per probabilmente un periodo di tempo anche lungo. Puoi divertirti, puoi andare a... Strano gioco di parole schiavista, strana scelta di termini. Assolutamente, non voluto soprattutto. Beh, potevi andare a Vigliacche, potevi giocare alla PlayStation, potevi spendere i tuoi soldi come meglio volevi, farti tutte le maratone di COD senza essere disturbato, e invece vuoi pure salirci e vuoi ritornare su. Ragazzo, devi imparare le priorità della vita. Cioè, qui abbiamo dei maestri che ti direbbero: ma cosa hai fatto? Pensa a Silvio Berlusconi. Presidente, sono 2 anni che non ci sei più. Esatto. Cosa le avrebbe detto il cavaliere? Ma guardi, questo qui assolutamente non è un atteggiamento consono ai valori di Forza Italia. Non citiamo altri partiti, per cortesia. E io le consiglio di provare a fare delle bellissime cene eleganti con delle simpatiche donzelle. Mamma mia, il cringiometro è salito alle stelle. Io sto sudando per il cringe e anche perché fa un caldo della Madonna qua dentro. Ma perché tu non pensi a fare intrattenimento? Cioè, qui sono io, qui l'unica persona che si interessa all'intrattenimento di queste persone. Siamo in un orario dove le persone tornano a casa dal lavoro e vogliono ridere, vogliono divertirsi. Bisogna dare al popolo quello che vuole. Adesso, sì, adesso. È arrivato Napoleone adesso. Vittorio le donne per il sociale. Grazie. Non sono alto 1,50 m. Vabbè, ma non è che adesso bisogna insultare quelli che sono non un sono po' più bassi simp, della quindi... media. Non è che, oh, cosa ridi dalla regia? Oh, ma come ci permetti? Questo mi guarda e ride una volta che dico attaccare la regia, non ha fatto assolutamente no, non mi permetterei mai di attaccare la regia. Le chiedo solo come si permette di ridere. No, anche perché starebbe lavorando, cioè non è proprio giusto. Ragazzi, hai un po' la coda di paglia. No. Sembra. Ah, beh, vabbè. Sembra. Adesso sono io con la coda di paglia, capito. Bene, siamo arrivati alla fine del tempo a nostra disposizione. Signor Talebano, se vuole salutare questa trasmissione. Cancellate il programma! No, non è il caso, Vuoi dire il titolo della canzone con cui stiamo per congedarci dagli ascoltatori? Si chiama La canzone più bella del mondo, ragazzi. Quindi piacerà sicuramente al pubblico di Radio Libertà. Sicuramente, l'ho scelta apposta per voi. Io settimana prossima non ci sarò fisicamente qui perché sarò in Sicilia, ma sarò collegato a distanza. Lo so, regia, che devo smetterla di fare la vita da signorino della Cattolica, però volevo dire ai nostri ascoltatori che settimana prossima sarò in Sicilia, quindi ci sarà il cugino Vittorio, ci sarà in teoria anche il signor Talebano, come al solito ha performato alla grande, quindi secondo me, per quanto mi riguarda, può venire anche tranquillamente la settimana prossima, perché... Sono stanco, capo. 96 puntate io non ce la faccio più, basta. Regia, rimettiamo il talebano dello scantinato e nutriamolo solamente con una ciotola di riso a settimana. Vediamo se poi lo vuole vedere settimana prossima. Benissimo signori, grazie per essere stati con noi anche questa settimana. Vi diamo appuntamento a lunedì prossimo. Ora vi lasciamo con Ammon, con la canzone migliore del mondo, e come sempre, cugino, viva i piedi! Ma cosa me ne frega?
frega se la mia tipa sta a letto con i suoi amici maschi e oh, a casa me ne frega, ho votato Alleanza Verdi ed esco con i sandali, ma a casa me ne frega, a casa me ne importa se hai visto il tuo ex un'ultima volta, ma a casa me ne frega, cosa ne sa lui di quanto sei bello. Ehi, quella era una canzone che farebbe un mio. A me non me ne frega un cazzo, sono il migliore del world. Tutti quelli che mi odiano, guarda caso, sono degli sfigati. Commentano i post dei corsi sulle skill sociali. Me ne dovrebbe fregare dei problemi del terzo mondo. Io non sono nel terzo mondo, me ne sbatto del terzo mondo. E comunque viviamo in una zio Sam economy. Distribuiamo la ricchezza, diventiamo tutti poveri. Due lauree, 4 master e non ti sai fare i conti. Tuo padre è un CEO e tu protesti per i worker rights. Secondo me lascia perdere, vai a lavorare ai nights. Tanto lavoro come tutti gli altri, o no? Mi faccio la coca e mi ascolto il fibroga. Esco nei parchi dove va tuo figlio e vado a vendere droga. C'ho il panico sui social, ma non è solo pre-moda. Ho un problema con l'alcol, mi rendo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Officine Ubu presenta Ho abbandonato la mia vecchia vita e ora sono un pastore. Tratto da una storia vera. Ti dico solo che è un lavoro molto duro. Un viaggio emozionante che celebra la bellezza selvaggia della natura e il coraggio di cambiare. Montagna! Ci vuoi sposare? Fino alle montagne, dal 29 maggio, al cinema. In concorso al Festival di Cannes. Come ti chiami? Goliarda Sapienza. Tratto dalla storia vera dell'autrice del bestseller L'arte della gioia. Io non ne posso più di questi salotti. Loro non ne possono più di me. Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie, Fuori. Un film di Mario Mortone, dal 22 maggio al cinema. La trama Fenicia, il progetto più importante della mia vita. Dal regista visionario Wes Anderson. Zsa Zsa Corda, magnate degli armamenti e dell'aviazione. Benicio del Toro. Ti ho nominata unica erede del mio patrimonio. Perché? Se liquidano me, tu liquidi loro. La trama Fenicia, dal 28 maggio al cinema. Dall'8 al 12 giugno, il cinema è di nuovo in festa. Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it. E per i film italiani ed europei, la promozione continua fino a settembre. Torna una stagione straordinaria di film e promozioni in tutta Italia. Che spettacolo l'estate al cinema! Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto, un ben ritrovati cari amici, care amiche di Radio Libertà. Allora, siamo ormai a giugno. Noi stiamo preparando la penultima cisterna del nostro olio extravergine di oliva. Vi dico questo perché noi non abbiamo una grande produzione, noi non siamo un'industria e in realtà non vogliamo neanche esserlo. Chi ci conosce sa che parliamo di un olio estratto a freddo, da olive italiane, un olio importante da usare a crudo, da usare in cottura, un olio che fa la differenza. Un olio, ok, che fa bene alla salute, come tanti oli italiani importanti. Quindi, cosa vi devo dire semplicemente? Ma non è per cattiveria, perché insomma io ragiono come i bottegai, lo sapete, per me essere qua come essere in bottega, è uguale, identico, è spaccato. Allora vi dico, guardate che se voi mi chiamate, parlo ai miei clienti, poi se qualcuno vuole provarlo lo può fare, se mi chiamate a luglio e mi dite Alberto mandami 6 bottiglie di olio, io non so se ce l'ho e non so cosa costerà, perché lo facciamo una volta all'anno, non stiamo aspettando la nave che arriva ai porti, l'abbiamo fatto e tutte le mattine sulle sponde del lago di Garda imbottigliamo il nostro olio extravergine di oliva Acerbis. Attenti, voglio darvi un consiglio, fate la confezione, prenotatela anche per giugno o per luglio, di 3 di fresco di frantoio e 3 del primo novello etichetta nera, che è quello da usare a crudo. Il prezzo 84 €. È tanto, è poco, non lo so. Io so cosa costa un olio di mezza fattura, siamo intorno ai 12 €. Il nostro viene a 14. E tu mi vuoi dire che per 2 € di un litro d'olio, quindi per 15 € al mese,
Non ci credo che fate quelle cose lì. Prenotatelo all'imbottigliamento a questo numero 030 68 40 408, oppure visitate olioacerbis.com, perché l'olio bu, come diceva il nonno, è sempre regala. Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole. Quello che non ho è di farla franca. Quello che non ho è quel che non mi manca. Quello che non ho sono le tue parole per guadagnarmi il cielo, per conquistarmi il sole. Quello che non ho è un orologio avanti per correre più in fretta e avervi più distanti. Quello che non ho è un treno arrugginito che mi riporti indietro da dove son partito. Quello che non ho sono i tuoi denti d'oro. Quello che non ho è un pranzo di lavoro. Quello che non ho è questa prateria per correre più forte della malinconia. Quello che non ho sono le mani in pasta. Quello che non ho è un indirizzo in tasca. Quello che non ho sei tu dalla mia parte. Quello che non ho è di fregarti a carte. Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è di farla franca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole. Quello che non ho
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda, lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplicimail@gmail.com. Bentrovati. Prima di proseguire sempre con il nostro discorso dell'emuntorio polmonare, è importante fare un attimino un piccolo ripasso breve dell'ultima sezione della puntata precedente, diciamo. Infatti volevo ricordarvi delle sostanze di rifiuto, cioè le sostanze di rifiuto che vanno a accumularsi nelle vie respiratorie e arrivano persino nei seni frontali. Se vi ricordate, abbiamo detto che vanno a ostacolare la respirazione e quindi vanno a sua volta a deteriorare le mucose
e sono le responsabili delle nostre malattie respiratorie. E la conseguenza di questa ostruzione sarà, seppur in un secondo tempo, l'apertura di un passaggio per l'insediamento, lo sviluppo e la proliferazione dei microrganismi, perché avevamo detto che il microbo non è niente, il terreno è tutto. Quindi possiamo proseguire il discorso. Quindi il materiale colloidale che noi andiamo a espettorare non è costituito solo dai rifiuti provenienti dai microbi o dalla loro attività, come generalmente si possa pensare. Queste sostanze, le colle, provengono innanzitutto dai residui della nostra alimentazione, che questa non è adeguata quantitativamente e qualitativamente alla nostra capacità digestiva e anche a quella eliminatrice. Quindi quando i residui ingombrano troppo le vie respiratorie, queste le respingono mediante la tosse. Sia la tosse sia l'espettorazione sono sempre, ricordatevi, delle reazioni di difesa. Ora vi vorrei spiegare come avviene il meccanismo della tosse. Ha inizio con una inspirazione profonda che si conclude con la chiusura della glottide. Questa inspirazione è seguita da uno sforzo violento, volto appunto a espirare l'aria. Essendo la glottide chiusa, la pressione dell'aria nei polmoni aumenta fino al momento in cui la glottide è costretta ad aprirsi e l'aria allora irompe bruscamente, trascinando con sé, come per aspirazione, quelli che sono i rifiuti ingombranti. Ora invece vorrei dirvi quelli che sono i segni di un corretto o anche alterato funzionamento. Quando le vie respiratorie funzionano bene, le narici sono sgombre e la respirazione risulta libera e facile. L'impulso a soffiarsi il naso compare solo raramente e soprattutto per eliminare la polvere di varie origini che inspiriamo naturalmente con l'aria. Quando le vie respiratorie funzionano male e sono anzi diventate una via di uscita per i rifiuti solidi, il naso è chiuso, l'aria penetra a stento e ci si deve continuamente soffiare per sbarazzare le vie respiratorie superiori. Quindi il semplice fatto di chinarsi in avanti con la testa verso il basso fa sì che il naso scoli. La bocca talvolta deve rimanere aperta per permettere la respirazione e si manifestano colpi di tosse, dapprima isolati, poi sempre più frequenti e violenti. E l'esistenza di sostanze d'ingombro, anche di minima rilevanza, può essere riscontrata in occasione di un breve footing, che sarebbe la corsa, cioè i movimenti della gabbia toracica provocati dall'ansimare portano come conseguenza l'espulsione delle sostanze di rifiuto. Ed ora parliamo dei mezzi di drenaggio polmonare, espettorazione proprio volontaria. Quindi per svuotare i polmoni si può tentare di tossire volontariamente sulla falsariga di quanto appunto è attuato dall'organismo in via naturale. Tutti usano per istinto questo procedimento, ma come attuarlo? Allora, sputare una sola volta in modo violento impone ai polmoni uno sforzo eccessivo e anche uno shock che può rendere fragili le mucose. Quindi è meglio far avanzare a poco i materiali nell'albero bronchiale, tossendo leggermente a breve serie. L'impulso ai colpetti di tosse dato dal diaframma e dalla parte inferiore della